Una breve intervista, oggi un momento importante per Villa Romana. Un momento importante perché si dà la possibilità al pubblico di poter godere di queste bellezze meravigliose. Sono delle bellezze di architettura, sono dei mosaici che abbiamo restaurato importanti, ma è una bellezza paesaggistica. Siamo nella spiaggia della Scala dei Turchi, non dimentichiamo. Siamo felici di poter comunicare questo ai visitatori che saranno numerosi e comunicare pure che stiamo lavorando con l'amministrazione comunale per una apertura contingentata e accompagnata dalla Scala dei Turchi. Un valore aggiunto questo di Villa Romana? Significa un ulteriore carico, un ulteriore onere, ma siamo orgogliosi e felici di poter contribuire al ripristino di una valorizzazione con delle regole precise che possono consentire soprattutto la tutela del visitatore e la tutela del bene tutelato. Assolutamente sì, siamo felicissimi. Io devo ringraziare ovviamente la sinergia che ha dimostrato sicuramente il Comune, ma anche il nostro parco, che si è messo a disposizione sostanzialmente per restaurare e restituire alla fruizione di tutti i cittadini e turisti questa meraviglia. Troviamo ovviamente dei mosaici degni di nota, ma anche le terme. Agrigento si sta preparando nel migliore dei modi per affrontare Agrigento Capitale della Cultura. L'assessorato, che ho l'onore di guidare, è presente e sta cercando, ovviamente senza soluzioni di continuità, di lavorare con impegno e determinazione per cercare di far decollare Agrigento sotto tutti i punti di vista. Ci sono altri impegni in scadenza, altri programmi per ciò che riguarda il parco, la zona di Agrigento, altre zone? Ci sono una serie di iniziative importanti finalizzate ovviamente alla valorizzazione e alla fruizione. Ogni giorno abbiamo un evento nuovo e stiamo cercando di lavorare con la massima intelligenza per ottimizzare uomini, mezzi e risorse per cercare di fare grande veramente Agrigento Capitale della Cultura. Sicuramente sono passati tanti anni, in verità già dall'anno scorso quest'area dove ci troviamo stamattina veniva utilizzata per attività culturali. È chiaro che l'antiquarium, che è chiuso da diversi anni e oggi finalmente è stato restituito alla collettività. Sono nel corso degli anni stati fatti dei lavori, degli scavi, delle ricerche scientifiche e stiamo parlando che nel 2016-17 c'è stata un'attività in collaborazione con diverse università di appunto ricerca che ha consentito l'individuazione di altre stanze della Villa Romana e di andare avanti verso una tutela reale di un sito meraviglioso. Con Scala dei Turchi l'aggiunta di questa nuova apertura ovviamente fa sì che Realmonte diventi un punto di riferimento oltre ogni misura, no? Sì, oggi contestualmente all'apertura di Villa Romana si annuncia la sottoscrizione di una convenzione e di un protocollo di intesa con l'ente parco da qui a breve. Questo protocollo di intesa, dove verrà individuato un ticket per i servizi da dare alla collettività, ci consentirà finalmente di programmare, di gestire un sito meraviglioso che però necessita di tante cose, necessita di nuovi sbarramenti, di nuova insegna, necessita di una programmazione, di una viabilità ecosostenibile, necessita di guide esperte specializzate, di gente che è in grado di poter descrivere anche dal punto di vista scientifico l'importanza della Scala dei Turchi. E la Scala dei Turchi però è oggetto ancora di un vincolo del dissesto PAI. Stiamo già presentando un progetto, un ponticello che consentirà l'accesso contingentato sulla Marna e contestualmente consentirà la restituzione in toto del sito. Sulla parte demaniale al momento, che è stata già oggetto di una concessione da parte della STA l'anno scorso, ha concesso la STA per 10 anni la gestione della parte demaniale dell'arenile antistante al comune di Realmonte del sito appunto, 10 anni prorogabili per 10 e ci stiamo muovendo in questo senso. Ribadisco per accedere bisogna avere l'approvazione di questo percorso alternativo, siamo addirittura di arrivo, quindi al momento chi accede è solamente sono gruppi di addetti ai lavori. Proprio ieri è venuta a trovarci una delegazione dell'Università del Massachusetts, abbiamo avuto grandi stilisti, Armani e tanti altri. Al momento si lavora sulla promozione e sulla ricerca scientifica nelle more che
possa essere fruita anche dalla collettività, seppur in modo contingentato. Claudio Lombardo, risultato soddisfatto da questo accordo, da questa nuova iniziativa tra Comune e Ente Parco per la Scala dei Turchi e la riapertura di questo sito archeologico? Oggi è una bella giornata per Agrigento, per Realmonte e per la Scala dei Turchi. Dopo 12 anni di battaglia da parte di Mare Amico per la chiusura e la messa in sicurezza ed ora la riapertura, finalmente viene fuori un ente serio che è l'Ente Parco per la gestione della Scala dei Turchi. Non sappiamo ancora i termini dell'accordo, però certamente oggi è una giornata che va ricordata e va festeggiata.